finalmente la vita sembra tornare alla normalità, complice l'estate che sta arrivando e quindi nuovamente la possibilità e la voglia di uscire, andare al ristorante, vedersi con gli amici, e proprio per questo voglio proporvi un abbinamento, un total black, un abitino con coprispalle e due versioni di borse sempre in nero da poter abbinare. E allora, guardiamo da vicino questo abitino. È un abitino interamente in jersey. Vedete il tessuto molto lucido, morbido. Chi conosce il jersey sa la vestibilità, la piacevolezza della vestibilità del jersey che avvolge abbastanza la persona. Un jersey che è tutto interamente rifinito all'uncinetto. Vedete la gonna? Tutta lungo il suo perimetro, ha tutta una rifinitura ad uncinetto. E lo stesso dicasi anche per la scollatura, dove si crea questa sorta di rete che continua per tutta la scollatura e anche dietro. A questo abitino, essendo molto scollato, ora vi farò vedere quando tolgo il coprispalle, ho abbinato un coprispalle in maglia. Le maniche sono interamente in maglia, ma poi rifinite, come potete vedere dalla trasparenza, rifinite interamente uncinetto sia sul davanti che sul dietro. Vedete che lascia intravedere la trasparenza, lascia intravedere la carnagione sottostante, in quanto il vestitino è scollato con le spalle nude. Uncinetto con la particolarità di questo riquadro che ho creato con un disegno all'interno, un riquadro rifinito con lurex oro, e tutto il resto è tutto in rete uncinetto. Le maniche di questo coprispalle hanno la particolarità di un pavé di sferette color oro che riprendono il lurex del riquadro posteriore, quindi illuminano il polso. Essendo un total black, spezzano e illuminano il polso. E allora togliamo il coprispalle, vi faccio vedere da vicino la lavorazione uncinetto. Vedete che bello, questo è tutto il dietro, interamente uncinetto che poi continua sul davanti. Vedete, adesso da vicino si può capire e apprezzare il lavoro, quindi molto particolare, con le sue sferette color oro nella manica. Il vestitino è molto scollato, si può indossare o così, molto scollato, quindi un toppino che lascia intravedere le spalle, la scapola, la schiena, oppure, essendo un jersey che ha molta vestibilità, allargando questa fascia diventa un abitino più accollato, quindi con le spalle coperte, che non necessita magari del coprispalle. Vedete l'uncinetto che continua in tutto il suo perimetro, anche qui nella fascia è tutta rifinita all'uncinetto. Il vestitino è tutto interamente rifinito uncinetto, quindi così lo vediamo un po' più coperto, più ad abitino, così invece molto scollato, molto sensuale. Qua